Stasera c'è leggermente un po' di freddo. Non c'è nessuno in diretta. Ora. Piano piano. Buonasera ragazzi, buonasera. Hai visto? Buonasera a tutti, scusate il nostro, dico il nostro perché vicino a me c'è ormai il grande, il nostro mancato ritardo, però abbiamo cenato tardi. Siamo subito a 1000, forza ragazzi, aumentiamo forte. C'è un freddo da morire. L'estate sta finendo. L'estate sta finendo. E Pizzetta se ne va. Il freddo si Come stai? sentire. Ma non sai concitato se no telefono? Ragazzi, confermate che Pizzetta non entra nel telefono. Buonasera a tutti quanti ragazzi, buonasera. Da quanto tempo non entravo in diretta? Da quanto tempo non facevamo una diretta? Aspettate un attimo, vedo una cosa. Ok. Da quanto tempo non facevamo una diretta? Tanta attesa, tante richieste e siamo nuovamente qui. Ci siamo fatti compagnia durante la quarantena, quindi questa sera facendo questa diretta dopo tanto tempo sto ricordando un po' i tempi della quarantena, i tempi quelli brutti. Ciao amore mio, finalmente ti stavo aspettando, ciao bellissimo. Sperando Ciao, sempre amore. che non ci vedono di nuovo. Dai, grande pizza. No, già tu c'hai. Ehi! Sì. Ciao Danilo, sei bellissimo e bravissimo, ti stramo. Ciao Danilo, ieri sera sei stato fantastico. Sei bellissimo. Sta bene, no? Bellissima voce quando vieni a Lecce. Buonasera. Presto, buonasera. Presto, ragazzi, mi assento, vi lascio un attimo con Pizzetta, buonasera. Vai, parla Pizzetta. Vediamo. Allora, sei un grande. Buonasera, ragazzi. C'è il mangiare mezzamente, ora controllo. Aia. Buonasera. Arriviamo a 3000, ragazzi. Allora, ragazzi, voi dovete sapere una cosa molto importante. Cioè, fai una preghiera per tutte le persone vittime del Covid. Siamo vicini a tutte le persone che purtroppo per colpa di questo Covid hanno perso la vita, stanno soffrendo, stiamo ancora soffrendo un po' tutti quanti, perché purtroppo ancora non è finita, quindi ne stiamo soffrendo un po' tutti quanti, però rimanendo tutti... Ma chi sta facendo? Italiano. Ah, così da mia? Non ci vedo. Ma tu te ne rendi conto, scusate ragazzi? Non ci entra nel telefono. Non ci entra, te ne dice qua. Tutto il telefono si prende. Peccato che la mia piccola principessa Janette dorme, è una tua grande fan. Un bacio, allora gli mandiamo un grosso bacio alla tua piccola principessa, eh? Domani magari gli fai vedere questa diretta. Un bacio da parte mia, un bacio. Bacia forte. Ok, ora va meglio. Buona serata, ti amo tanto. Ciao Dani, poi... Grandissimo cantante, sei bravissimo Danilo De Martino. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Caffè, dico fammi capire, ma perché non ti metto dopo questo? Sono diretto. Stai attento come fa. Scusate ragazzi, il nostro siciliano perfetto. Ciao Danilo, sei bellissimo, ci vediamo lunedì a Salerno, all'Arena del Mare. Ragazzi, vi aspetto tutti quanti lunedì a Salerno, all'Arena del Mare, per un grande concerto, per una grandissima serata. Quando esce il brano con Carmen, prossima settimana il nuovo brano di Danilo De Martino e Carmen Zarra. Sarai alla comunione di mia nipote, wow. Grazie ragazzi, grazie per i tanti impegni, grazie, siamo strapieni. E questo non mi resta che dirvi sempre grazie di cuore, perché nonostante tutte le difficoltà che questo 2020 purtroppo ci ha regalato un po' a tutti quanti, perché questo è stato l'anno del Covid, nonostante tutti i problemi riusciamo sempre a mantenerci e rimanere sempre uniti, accompagnarvi con la mia buona musica, naturalmente per chi ci sceglie, quindi non mi resta che dirvi grazie. Spero che sarà un anno bellissimo l'anno che verrà, perché ci saranno tantissime sorprese, ci sarà il disco nuovo, ci saranno tante collaborazioni, tanti progetti nuovi, sperando che soprattutto questo un duetto con Pizzetta, sperando che si risolva
al più presto questo problema del Covid. Ciao Daniele, mi canti una canzone? Sei il top, sei bellissimo, amore mio figlio, un bacio, mi saluti idolo grande, nessuno è come te, sei un... Grazie Cledi, un bacio da parte mia. Le tue canzoni sono brividi nel cuore. Grazie. Oh, ma ti sai, ti ne fuma, ma che scusa, ma tu giochi a cazzo mio, ma sei tonterie. È troppo grosso. L'ho capito, ma perché sei troppo grosso? Perché lui è magro, quindi dice a te perché sei... Bah, mi auguro di realizzare il sogno di mia figlia, vederti alla sua comunione, me la saluti, si chiama Mariarca. Un bacio Mariarca, un bacio grande e spero di avere l'onore di cantare per te. Un bacio. Ma che stai facendo? Lavori in borsa. Ciao Daniele, mi canti una canzone? Mo ci mettiamo a cantare. Daniele, non parlare di questo Covid anche tu. No, ma infatti ragazzi io faccio finta che non esiste. Che purtroppo ha più di un anno, che ha quasi un anno. Dico, io prima pensavo magari che era un mio dubbio, un mio pensiero. Avrei visto per un mongoloide, ma è più potente però. Pensavo prima che mi sbagliava, pensavo che no vabbè ma mi sbaglio, non è così, magari è uno scherzo, invece più sto insieme a te più ricapisco che sei un mongoloide. Mamma mia, raga, ma come si fa? Daniele, sei un grande, molto simpatico. Grazie. Oltre ad essere bravissimo, sei bellissimo. Grazie. Ciao Daniele, sei stupendo, sono una rumena. Chi ti apprezza tanto? Ora grande. Una canzone per farmi emozionare. Mo ci mettiamo a cantare una bella canzone. Daniele, mi canti se mi cerchi. Ui là, bellissima. Non si può cancellare un amore, quello che fa stare bene il cuore. Non si può continuare stasera a non farti sentire. Te volessi incontrare una volta, per sapere se in tuo cuore stai male, per vedere se ti manco ogni sera, a notte a telefono, e chiamami, rispondimi. Tu non mi puoi perdere, dove sei, cosa fai, con chi sei, io già sto impaziente. Se tu sacci in te braccia curate, sto cuore si ferma. Bellissima canzone, bellissima. Ciao Daniele, sei bellissimo, ti seguo sempre, le tue canzoni mi fanno impazzire, ti auguro tutto il bene di questo mondo, un abbraccio, un bacio, grazie. Sei fantastico, grazie, sei meraviglioso Daniele, un ragazzo speciale. Mi dedichi un pezzo di canzone, mi manchi tantissimo. Un bacio. Amore mio, ci vediamo a Salerno, veniamo anche noi di Bari, un bacio grande. Ci vediamo a Salerno giorno 7, ragazzi, Vi aspetto tutti quanti all'Arena del Mare, giorno 7 vi aspetto a Salerno, Tutti quanti insieme per un grandissimo concerto. Non mancate. Sei bellissimo. Con questo virus in giro, Daniele, fai concerti, ma ti rendi conto di ciò che rischi tu? Lucia, noi fortunatamente stiamo molto attenti e fortunatamente stiamo bene. Quindi vuol dire che quando usciamo stiamo attenti, no? Quindi ti ringrazio perché ti stai preoccupando per me, per noi, però è un pensiero nostro. Grazie. Sei bellissimo Dani, io sono innamorata delle tue canzoni, mi saluti mia figlia. Oh, ma stai facendo i pinguini a dicembre? Ma c'è freddo, c'è. Ciao Daniele, sei il numero 1, sei speciale, un saluto a Pizzetto, un grande saluto da Carta Nissetta. Ma quindi dobbiamo dirti che sei bellissimo per... Concetta Miotto, tu che cosa mi vuoi dire? Dimmi tu. In questi giorni sono tanto triste per sentire meglio, ma ci vorrebbe un tuo saluto. Ciao Sara, un bacio. Sei bellissimo, spero che verrai presto in Calabria. Ci vediamo presto. Ti amo, sei stupendo Vita, sono la cugina di Vincenzo. Un bacio. Ciao amore mio, sei il mio idolo. Grazie. Allora Pizzetta, vieni qua. Raccontami un po' delle tue
avventure, come stai vivendo questa esperienza che hai fatto, so che ti sei fidanzato, innamorato. Ragazzi, c'è un video di Pizzetta di oggi, di stamattina, fantastico, che non lo potrei pubblicare, però lo devo pubblicare per forza. È un video molto inedito che sicuramente spaccherà il web. Ma tu quando mi fai questi video, questo medio. poi non trovo più una fidanzata, non posso trovare più Che l'amore succede? della Sono mia gelosi, vita. che cosa dimmi, che cosa succede? No, che poi mi scoprono, capito? Ti scoprono il belvedere, il tuo lato B. Il mio lato da scoprire. Molto da scoprire, perché voi non lo sapete, ma c'è molto da scoprire. Ragazzi, Pizzetta, qua ragazzi, io con Pizzetta ho acquistato punti, perché Pizzetta qua è una situazione molto ma molto importante. Ragazzi, le donne lo amano, lo stramano. Pizzetta ce l'ha pic! Dobbiamo richiedere il cachet. Ragazzi, dobbiamo richiedere il cachet. Per chi Per chi alla vuole sua festa. Pizzetta alla sua festa, contattare. A me. Ah, tu fai di noia. A me. Contattare Salvo la Rosa. Salvo la Rosa. Ah, ma che sta lì? come devo picchiare? Vuole la pizzetta. Contattare Salvo la Rosa. Pronto, sono Salvo la Rosa. Pizzetta, quanto richiedi tu? Lo diciamo così, in diretta. 500 euro. 500 euro, ma per fare cosa? Dico, 500 euro cosa offri? Che spettacolo offri alla La gente? mia Aspettiamo la tua presenza. cifra, La mia per andare. presenza. La tua presenza. Ovvio. Minchia, complimenti. Che presenza ha? Sono un uomo di presenza. Secondo voi, ragazzi, che giudizio gli date a Pizzetta? A Pizzetta sei fantastico. Daniele, grande Pizzetta. Il pubblico è a tuo favore, ma non riesco mai a farti leggere i miei messaggi. Mi dedico una canzone, mi chiamo Giusy, la canzone Amore mio. Ciao Giusy. Ti amo tanto amore mio, giuro sei la vita mia. Una delle canzoni che veramente hanno spaccato il ritmo di difendente dal comune e che mi ha. Aspetta, perché qui i messaggi sono tanti, quindi non riesco a beccare. Mi ha sorpreso Occhi di gatto. Ciao Daniele, buona serata a tutto lo staff, sei meraviglioso, continua così, che Dio ti benedica. Un bacio grande, grande, grande. Grazie, un bacio Maria, ti vogliamo bene, un bacio, un bacio, un bacio. Facci gli occhi di gatto, Pizza, facci vedere gli occhi di gatto. Con voi si ride da matti. E ragazzi, ma noi fondamentalmente, allora voi dovete... Regaliamo emozioni. regaliamo emozioni, oltre a regalare emozioni, noi tutta la giornata la dobbiamo passare così, perché dobbiamo sempre sorridere e far sorridere. A noi la tristezza, i problemi, cose non ci piacciono, anche se i problemi ci sono anche per noi, però noi dobbiamo sempre affrontare tutto con il sorriso, quindi automaticamente lo regaliamo pure a voi, se ci riusciamo. Penso di sì, penso che ci stiamo riuscendo. Ciao fratello, a posto? Penso che ci riusciamo bene. Poi ragazzi, voi dovete ridere sempre, ridiamo, perché la vita è bella. Magari c'è chi prende tutto con tristezza, si deve ridere. Fino a capala. Lavoro in corso, lavoro in corso. Fino a capala. Lavoro in corso, attendere prego. L'altro giorno avete fatto una diretta che dicevate cornuto. A chi lo Ah! Vabbè ragazzi, questo non lo possiamo dire, questi sono segreti. Segreti di Stato. Il segno facevamo così. Facevamo così, no così. Così è un gestaccio, così è un gestaccio così no? rapper. Rapper. Segno- Quindi un sono saluto rapper. Quindi il diretto interessato è il cornuto rapper. Quindi è un cornuto rapper. La canzone Non raccontargli mai, fai due parole per piacere. Non raccontargli mai il male che farai, se dirà ti amo e non risponderai. Non raccontargli mai che io sono stato prima, ma ti ha fatto sbattere il suo cuore un pietto. Buonasera Dani, sei un grande, ti adoro un sacco. Sai perché le tue canzoni? Soprattutto perché sei te stesso, sempre. Ma io quando scrivo le canzoni, ragazzi, io più delle volte mi rispecchio
su di me e su di voi, quindi cerco di la maggior parte delle volte metto poca fantasia, cerco di raccontare sempre la verità, perché io dico sempre che la verità riesce a prendere subito i cuori della gente, perché la gente lo capisce quando tu stai parlando di una realtà, e quindi va bene così. Daniele De Martino, sei bellissimo, bravissimo, complimenti per il tuo C'è successo. pizzetta con 500 euro, poi tu pure il trattore. Pizzetta con 500 euro, porti pure il trattore. Sì, no, aspetta, quello sì. Vengo No, con il pizzetta gli trattore. compriamo una bicicletta elettrica Vengo con il adesso. trattore. Ma manca assai, che stanotte lui non sa. Sei fantastico, ragazzo bellissimo Daniele. Grazie amore mio, grazie. Ti amo. Oh my god, che degrado. Maria Virgilio. Maria, ma se tu dici che degrado, nella mia diretta a quest'ora, a mezzanotte, ma che cosa ci fai? Vuol dire che sei affascinata dal degrado, vuol dire che ti affascina il degrado. Una certa maniera ha scritto che degrado. Fango capala. Voglio mandare un bacio a Maria. Un bacio Maria. Un bacio da pizzetta perché il mio e ti innamoreresti, quindi te lo faccio mandare da lui. Maria, fai sogni belli. E se sogni pizzetta dimmelo, stanotte. Se hai bisogno di me cercami in un Quando sogno, parli siciliano sei favoloso. Ti piace, sangue? Ti piace quando parlo palermitano? Come sogno più accento, come sogno nemmeno. Vediamo, nel moto 2 o il moto 3. Sei grande, un bacio. Grande, vai sempre così, stupendo. Grazie. Stupendo Daniele. No, super. Quando esce il brano con Carmen Zarra. Ragazzi, tenetevi pronti perché prossima settimana ci sarà una bella sorpresa, prossima settimana ci sarà il nuovo video insieme all'artista Carmen Zarra. Complimenti fratello, sei grande, mi puoi dedicare una canzone a mia moglie Gina. Ciao Daniele, sei meraviglioso. Non leggi mai i messaggi che ti mando. Francesco Oliveri. Francesca, mi dovete dare il tempo perché siete in tanti, quindi come faccio a leggerli tutti? Oh! Idolo, non leggi mai i miei messaggi? Sei grande? Quando vieni in Calabria, presto. È vero, sei te stesso, io penso sempre a una persona e spero prima o poi di vederlo. Io te lo auguro con tutto il cuore, perché sei stato vero amore, allora se tu pensi che ne sei ancora innamorata, fai di tutto per andarlo a cercare, anche in capo al mondo. Se si vuole si può, quindi fallo, se ne vale la pena. Se non ne vale la pena, volta pagina e buonanotte suonato. Daniele De Martino, idolo mio, sei la mia forza, ti saluto. Adesso ti vedo più bello. Ti seguo dalla Colombia. Mi piace molto la tua musica, sembra poesia. Grazie. Andiamo a trovare in Colombia. Vogliamo una canzone? Marco Rera. Diciamo che quello ormai è un passato, noi ne abbiamo fatte tante insieme, quindi ripetere, ormai dobbiamo fare sempre cose nuove, si va sempre per il rinnovare, no? Dobbiamo sempre cercare di fare cose nuove, però quello rimane sempre un passato, rimangono sempre dei successi bellissimi, però ormai stiamo puntando per altre cose, però quella rimane sempre una bella storia. Daniele, mi fa impazzire, sei splendido in tutto, come vederti. Sei bellissimo, sei stupendo. Canto un pezzo di Buonanotte amore mio. Ciao vita mia, buonasera, un bacio da Gallipoli, un bacio a tutti quanti. Sei bellissimo Daniele, sei il numero 1, sei favoloso. Puoi salutare la sorella Chiara? Per favore, comunque sei stupendo, le tue canzoni sono speciali di te. Grazie, fantastico. Complimenti per la persona che sei, resta sempre te stesso, bellissimo. Grazie, ciao Daniele, mi puoi salutare mio marito Francesco e mio figlio Giuseppe. Grazie, sei unico. Ciao, sei unico, amo le tue canzoni. Vorremmo una canzone, grazie. Pizzetta, mandaci una canzone. Fammi sognare, Pizzetta, fammi sentire amore mio, vedi che amore mio. No. Non la ricordo. L'altra, una canzone che ti rispecchia tanto. Dai, chi faccio? Un giudicato? Dai. Allora, qual era che mi piaceva tanto? Mi piaceva quella... No. Come racconti al tuo ragazzo e con il stesso palazzo. Perché non la si va a appoggiare, ok?
quello che hai fatto stasera ormai non si può cancellare. Non raccontarlo al tuo ragazzo che adesso ti ammetta il prezzo. Se fai il nome mio tu sei pazza. Frate, mi mandi un saluto. Mio padre è malato. Luca, un bacio. Idolo mio, sei bellissimo e bravissimo. Grazie, buonanotte. Ciao bellissimo, grazie. Ciao Daniele. Io divento pazzo. Io divento pazzo se ti avvicino. Io ci ho provato ma senza di te non vivo. Io divento pazzo se ti avvicino. Ah, mi sento. Tutti pazzi. Sì, di pazzi. Grande Pizzetta. Ciao Daniele, sei grande, mi fai sentire un pezzo di canzone, sei bellissima. Mi canti un pezzo della canzone nuova con Carmen, l'anteprima è stupenda. Ragazzi, la prossima settimana il nuovo video con Carmen Zarra. Forte, ci sarà una bella scena, soprattutto ci sarà la collaborazione più attesa, che lo state richiedendo tutti quanti e sono felice di aver collaborato nuovamente insieme all'artista Carmen Zarra. Spero che anche stavolta riusciremo a fare centro nei vostri cuori. Pizzetta, stai tranquillo, con quei video la trovi meglio la fidanzata. Ecco, bravo, hai scritto una cosa bella, quei video lo aiutano a diventare più personaggi ancora, perché più like ti vedono, più ti crescono i follower e più le ragazze si Ma affascinano. se lei è una ragazza si fa la fidanzata con lui. Però se tu sei una ragazza ci potresti pure pensare. Tipo, ragazzi, ha un bel lavoro, ti assicuro che ha un bel lavoro. Guadagna bene, Scrivimi in privato. guadagna bene, si veste bene, Odore. te lo assicuro, fa odore, anche quando suda non puzza, ogni tanto quando scorreggia, un piccolo suono dell'armonia forte, però ti assicuro che poi tutto il resto è un uomo tutto di un pezzo. Sei un uomo tutto di un pezzo, si fece Daniele, sei il numero uno, continua sempre così, un bacio e buonanotte, ti auguro tanta carriera infinita. Grazie, grazie. Siete un bel gruppetto, bravi, divertitevi che allo stesso tempo sorridiamo anche noi. Ma noi, scherzi a parte, noi siamo felici che voi vi divertite e siamo felici che vi stiamo simpatici. Magari c'è qualcuno, magari sempre qualche commento, ma ci sta, ci deve stare, perché siamo noi che vogliamo che Le accada critiche sono anche costruttive, le critiche. questo. Le critiche, bravo, sono... Pizzetta, quando l'ho preso io queste parole non le usava. Bravo Pizzetta, mi fai sentire importante nei tuoi confronti. Bravo, Sono cresciuto. sei cresciuto, bravo. Daniele, fate gli scherzi telefonici. Dai ragazzi, non vi preoccupate, qualche giorno faremo una diretta apposta per tutti gli scherzi telefonici. Non puoi dedicare una canzone in privato, ci tiene tanto le tue canzoni. Mi stai facendo morire dalle risate, sei unico. Grazie, grazie. Ragazzi, metti il cappello in modo corretto e saluta Vittoria. Ma che cos'è? Un'imposizione? Non lo so. Che cos'è? Ti adorano. Che devo mettere il cappello in modo corretto, perché così non ti piace? Se vuoi lo metto così. Ti piace così? Pa, 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 param. Pa, 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 pa. Così ti piace? Ti piace così? Così va bene. Pizzetta, girita ed è bellissimo. Ciao Dani, mi puoi dedicare una canzone? Ti amo tanto. Oh, però mi fa buio. Invece ci vuole luce. Una dolce notte. Daniele, ti devo dire una cosa, mi sono accorto di una cosa molto importante. È che tu insieme a tuo cugino e a Pizzetta sei molto più sorridente degli anni passati. Ai. Perché questa domanda, questa affermazione? Io sono felice di tutta la gente che negli anni ha lavorato insieme a me, non rimpiango niente, sono felicissimo. Ogni anno porto un ricordo bellissimo, dei ricordi bellissimi, delle avventure bellissime, però oggi, ecco, una cosa te la voglio accettare, oggi sono felice perché sono insieme
qua mi sono portato il mio pizzetta, che a parte tutti gli scherzi che noi facciamo giornalmente, noi ci divertiamo tra di noi così per passare il nostro tempo, perché poi immaginate voi che monotonia, sempre viaggi, autostrada, cose, ci stanchiamo naturalmente, quindi il nostro tempo lo passiamo così ridendo e scherzando. Sono molto felice, perché Ho ritrovato la famiglia, quella che avevo ho ritrovato la famiglia, ecco, bravo, ho ritrovato la famiglia, magari ho eliminato qualche persona che magari non ci andavo più d'accordo, però non rimpiango niente, mi piace perché ognuno di loro che ha avuto modo di lavorare con me, è vero, l'ho notato anch'io. Quando sei con Pizzetta sei sempre allegro e sorridente, ma come si fa a non essere sorridente? Ragazzi, io oggi lo voglio affermare, finisco questo discorso. Lui è un ragazzo speciale, un ragazzo stupendo, al quale io ho dato il lavoro e ne sono fiero di averlo dato a lui perché lo meritava, ma lui mi ha trasmesso tanta serenità e tranquillità, lui insieme a mio cugino, che mio cugino già lavorava con me da anni, però ecco, Pizzetta mi ha trasmesso tanta serenità. Oggi un viaggio senza Pizzetta per me mi pare un incubo, quindi ragazzi, inconfondibile. Dani, sei bellissimo, stupendo, cantami un pezzo di Sei il mio amore. Ti amo tanto amore mio, giuro sei la vita mia, io non vivo senza te, sei l'inizio dentro me, se amarti significa darti la mano, allora ti prendo e ti porto lontano, se averti significa sfidare il mondo, te lo chiedo 10 volte, aspetta, te lo chiedo 10 volte, se saluti mia figlia, anche lei, aspetta, com'è? Stato un cecchio. Comunque, se saluti mia figlia, un favore, si chiama Chanel. Un bacio, Chanel, un bacio. Chi trova un amico trova un tesoro. È vero, ragazzi, purtroppo gli amici non sono tutti uguali, che si dice amici e guardati. Però quando ne trovi uno e lo trovi bello, sincero e pulito, hai trovato più di un tesoro. Perché ti riallegra le giornate, tutto affronti con facilità e spensieratezza. Poi Pizzetta, ragazzi, è un donnaiolo Pizzetta. Pizzetta voi non lo sapete, ragazzi, Pizzetta è un rubacuori. Pizzetta ci sa fare. Pizzetta durante il giorno prende 10 appuntamenti, solo per lui. Io rimango dietro di quindi io lo osservo. Lui invece prende i suoi appuntamenti, lo vedo uscire di qua, di là, no, quella è un'amica, quella di qua, quella di là. Pizzetta, ragazzi, è un rubacuori. Infatti gli devo dedicare la canzone Pizzetto sciupa femmina. Ragazzi, mi ha creato lui. Ah! Che senso, scusa, ti ho creato io? Mi ha creato lui questa malattia per No, non è vero. le donne. No, non è vero, ragazzi, Scherzando, ragazzi. non lo credete. Chi trova un amico trova... Bravo. Daniele lo sa, ha detto una mia amica che ti baci con tutte le femmine. E sei gay. Come, scusa, non ho capito, mi bacio a tutte le femmine e sono gay. Chi è questa amica tua? Dimmi. Ma cosa stai dicendo? Dai, non scherzare con queste cose. Mi vergogno. Poi mi fai arrossire. Ragazzi, ad oggi essere gay non è una discriminazione. Appunto, quindi se ti mette una parrucca non è che ti discriminano. Cioè, la cosa brutta è avere un figlio che No. violenta le donne. Questo sì. Questa è una cosa Allora, brutta. ragazzi, a parte che precisiamo subito che dirmi sono gay io, non c'è niente di male, però sembra una cosa molto impossibile. Ma però va bene. Ma ragazzi, io dico che le cose brutte della vita sono altre. Chi violenta le donne, chi maltratta le donne, chi picchia le donne, chi uccide i bambini, chi maltratta i bambini, chi violenta i bambini. Quello è lo schifo della vita. Ma le cose brutte non è perché una persona è gay, ah no che schifo sei gay. Ragazzi, chi pensa questo non è degno di stare nella faccia della terra. Chi pensa questo non è degno di stare nella nostra società. La vergogna non è essere gay, la vergogna è essere un personaggio del genere.
Bravo. Uno che violenta bambini, che fa violenta male. donne, chi fa male. Questa è la vergogna della vita. Essere gay sono scelte di vita. È la natura La che lo natura. sceglie. Quindi qual è il problema? Però io non ci sono. Poi magari pizzetta. Se un giorno ci dichiareremo. Tranquillo, ve lo farò sapere. Tranquillo. Sarete i primi a saperlo. Sì. Allora, se io un giorno, chissà, il primo sarà Pizzetta che corteggerò. Daniele, tempo fa su una diretta Instagram è stato scritto il tuo numero, ma ne ho cambiati altri 10, quindi lo possono scrivere magari qualcuno, magari chissà, e qualche persona magari lo gira per farsi bello, cose, e poi sono costretto a cambiare. Ma capai sta scritto? Il mio nuovo numero, che ancora lo devo attivare, l'intestatario è Pizzetta. Quindi, se voi per puro caso qualcuno mette il numero in giro nei social, dico, il numero è di Pizzetta, ragazzi. Dico, l'intestatario è Pizzetta, state attenti a quello che dite, a quello che mandate, che se no arrestano a Pizzetta. Ok? Quindi l'intestatario, perché io schede di quante ne ho intestate non me ne posso intestare più. Quindi il nuovo numero che ancora devo attivare è intestato a Pizzetta. Ok? Già attivo, però non sappiamo il numero, ancora lo dobbiamo mettere. Oh, io penso che da oggi hai una soddisfazione. Credo che vicino chi hai sinceramente resto. Ah, certamente, questo sì. Fortunatamente io sono circondato di gente che ci amiamo l'uno con l'altro. Io, Pizzetta, Stefano, mio cugino Stefano, Tommaso. Tranquillo, tranquillo. No, assolutamente. È rimesso uno dei primi. Siccome te ne sei andato, dico già mi manchi. Vieni qua. Ma non eri subito. Oggi. Ma dimmi una cosa, ma tu non eri solito? Ma non eri sordo, come vai? E sui da modo suo. Ragazzi, io oggi, questa è la mia famiglia. Pizzetta, mio cugino Tommaso, mio cugino Stefano, Salvo la Rosa. Questa è la mia famiglia, il mio gruppo, Nicola, Nicola Emma, Aniello, Claudio. Ragazzi, il mio gruppo, loro sono la mia famiglia. E sono felice così, veramente, ragazzi, sono felice e voi siete il mio vivere. Quindi non chiedo nient'altro dalla vita, non chiedo niente dalla vita, mi basta quello che ho. Mi basta quello che ho e sono felice così, veramente. E la mia felicità la auguro ad altri 100 di loro che come me fanno questo mestiere, questo lavoro. Di trovare soprattutto la serenità con le persone che gli circondano. È la cosa più bella. E si riesce a fare tutto più facile, perché con gioia riesci a lavorare, a scrivere. Raga, che ve lo dico a fare? Avere paura di uscire di casa e aver paura di uscire perché ci sono gli deficienti, hai detto parole giuste. E lo so, purtroppo lo so. Pizzetta, vuoi diventare mio amico così mi dai il numero? No, Pizzetta il mio numero non lo darebbe mai a nessuno. Ciao, quando parli. Puoi cantarmi per favore Bella Bionda? Sei la mia felicità e voi siete la mia, grazie ragazzi. È bello sentirvi parlare in siciliano. Poi ma fare una cortesia. Se mi pigli un pochino uno russo, a questo mi mangio, perché me l'aveva scudato. Ma no, cala fuori. Perché? Senti, sì. No. Ma che te ne fu? No. Ah, perché Luca, che te ne fu? Ho preso a cavallo. Ma stai facendo la diretta, quindi me ne devi mangiare il capito un pochino uno russo con l'acqua. Aspetta. Ho parlato siciliano, ragazzi. So che i palermitani dico, sicuramente mi Mazzo! capiscono, però c'è chi non mi capisce. In questo periodo buio della mia vita voi siete quelli che mi aiutate a ridere e andare avanti. Daniele, per favore, manda un saluto a mia figlia. Arrivi dritto al cuore e quando arrivi lasci emozioni. Ti ho conosciuto tanto tempo fa, forse sicuramente non ti ricorderai o farei finta di non ricordarti, però ti posso dire che sei rimasto indelebile, perché tu hai dei modi di fare e quel modo di parlare che catturi i pensieri di ognuno di noi. Ricordati bene, Grotte di Scogli. Non mi... Grazie per il tuo... quasi per il tuo complimento, no? Io sono questo, io non ho niente di costruito dentro di me, io sono questo qua. Sono nato così e mi sto bene così, mi piace così. Comunque grazie per il tuo pensiero. Hai una bellissima collana, complimenti. Grazie.
Che bello che sei. Grazie, grazie. Adesso tutte pazze per Pizzetta. Pizzetta, ti amo, Pizzetta, ti prego, spogliami. Ragazzi, non è vero quello che dice Dani, no? Non è vero, ovviamente scherzavo, questi 10 appuntamenti. Ne hai 8. No, non ho mai avuto appuntamenti con donne. Giura. Non sono mai stato fidanzato. Cugino, vieni qua. Vieni qua. Qui mi chiedono l'amore tra te e Tommaso è immenso. Avete detto bene. Vabbè, noi siamo cresciuti qua. Noi siamo cresciuti insieme, ragazzi. Io e mio cugino siamo cresciuti insieme. Abbiamo condiviso insieme tante bellissime emozioni. Io li allattavo. Siamo in diretta, però non dico cosa facevi. Ma picchia una cosa c'è un viso. Lasciamo niente. Ragazzi, abbiamo condiviso tanti bellissimi momenti insieme e abbiamo pianto pure insieme. E le lacrime sono quelle che alle volte non si dimenticano mai. Ti ho visto alcuni anni fa a Dittaino, all'outlet. Quando ci ritorni eri con una ragazza biondina. Sì. E un saluto. Tanto tempo fa. Tanto tempo fa. E sto infonendo ancora con questo occhio. E la storia vecchia. Non lo so, se non è Una tua. canzone, cantami una Non è canzone. tua. Cantami le canzoni che ci ascoltiamo sempre noi. Quali sono? No, dai, dammi l'input. Un figlio è cavallo. Dai, cantami una canzone. Dammi l'input. Non mi paro vero, fino a ieri mi ha chiamata, ritto sono mi stasera. Cacchio, me lo fai difficile. Me l'ho più italianizzato, vedi tu, io non... Ma i video su Instagram con Pizzetta troppo forti. Gli fate i dispetti. Baciatevi tu e Tommaso. Vabbè ragazzi, siamo cugini. Mua. Sei in gamba, ci sai fare? Grande Dani. Ma forza divertiti Tommaso, fammi vedere come leggi, come interagisci con il pubblico forte. Un saluto da Vico del Gargano. C'è una puntina favolosa. No, non me la sono Aspetta. No, è una crosta, non è più puntino. È bello, è bello vedervi felici. Ma la maglia l'hai presa del marocchino come la collana tua? La maglia quale? Quella mia o quella sua? La maglia, questa qua, che non ho messo la maglia. Ragazzi, pure i marocchini devono campare. Ragazzi. Ma che cos'è questo razzismo, ragazzi? Non l'ho capito. Ragazzi, È razzismo. pure i marocchini devono campare. E poi dico, ognuno ha le possibilità. Può essere che io non mi potevo permettere di andare in un negozio importante, ma me la sono andata a prendere. Ragazzi, Dico, siete razzisti quando ragazzi, parlate il così. problema qual è? Perché chi va a comprare le cose dai marocchini non Cosa so c'è di male? che cosa c'è di male. C'è da criticarli. Ciao Giamia, c'è da criticarli, c'è da. Guarda, siamo tutti taroccati. Il problema qual è? Possibilità non ne abbiamo. Però sono sicuro che se sei maschio, sono sicuro che abbiamo più donne di te. Questo è sicuro, garantito. Poi A noi non ci piace ostentare ricchezze. a noi non ci piace apparire, ok? A noi ci piace Essere, non non apparire. Chi troppo vuole apparire, poca sostanza può raccontare. Daniele, ma il trattore sta nelle 500 della sera. Bravo, sta nelle 500 della sera. Vengo con il trattore a prendere. Che sta regia? Bellissimo, da noi mattina io ti ho sempre visto a modo amare dal vivo, sei stupendo. Siete tre truffardini. Quello! Ma dove è scritto? Stiamo scorrendo tutti. Bene. Ilena. Ma dimmi una Sei cosa, perfetto, guarda, ma perfetto di che? allora, ma abbiamo la faccia di tre truffatori? Noi facciamo i bancomat chistosi. Un comando ogni mattina. Ma come ogni mattina per un figlio che ci ha fatto, fra telefono e benzina, quanti soldi ha già cacciato. Grande Pizzè, grande Tommaso, grande Daniele per l'emozione che mi regala ogni sera. Ah, mutra, vai. Stai qua. Non raccontargli mai il male che farà. Meglio di me. Vieni. Kate. Ah, ci volevo vedere. Ma tu sei il più bello, lo sa. Sei il più grande, il più forte.
Ragazzi, presto vi farò conoscere un nostro fratello. Molto, ma molto presto. Era da tempo che non ti vedo. Fatto bene. Fatto bene. Ma per te, No, vabbè, tranquillo. Pizzetta. Sposate. Sposate che sono gelose. Che significa sposate che sono gelose? Cosa vuol dire? Qui c'è un problema. No. Qui si sono innamorate pazzamente di Pizzetta. Cosa ne pensi di Pizzetta? Il cavallo è più bello di lui. Cavallo, io ti amo. Se soffriamo non ti sapranno. Complimenti, è una bellissima musica, grazie. Ciao ragazzi, un saluto da Francavilla Fontana. Bari. Poco fa. Un bar. Mi hai fatto morire. Dice, Siamo. Siete tre truffaldini. Sì, ci facciamo il banco contro un scovatore. Mi hai fatto morire. Io non dando alla musica napoletana, però devo dire che le tue canzoni le ascolto. Grazie Anna Lucia, un bacio. Chi troppo vuole nulla stringe. Marocchino no? Allora ci hanno detto, sentiamo, hanno scritto nella diretta, Tommaso ha la maglia del marocchino e io ho la collana del marocchino. Che cosa rispondiamo? Io ho risposto, ma questo è il razzismo. Ah, io il braccio, lo vuoi il braccio? Quello mio o quello suo? Vabbè, quello suo pure. Il braccio solo fagli. Il braccio. No, il braccio gli devi dare. Un attimo, mi porto anche... Tutto Marocco, ragazzi, come dici tu. Bravo. Però comprati una bilancia e pesali. Un attimo solo porti i piattini, va bene? Grazie. Grazie. Prego, signore. Ragazzi, veniteci a trovare alla Baida, numeri uno in assoluto. Che bello avere un cugino speciale. Ma il cugino è speciale, ragazzi. Io gli dico la tua famiglia. Ma io già ve l'ho detto, la mia famiglia è composta da loro. Salvo la Rosa, mio padrino Bobuccio, mio cugino Stefano, Tommaso, mio zio Nino, Pizzetta Grande, il mio gruppo, i nostri... Questa è la mia famiglia. Mio padrino Bobuccio, che lo porto scritto nel cuore, mio cugino Stefano. Loro sono la mia famiglia. Io li amo, li adoro, ci sono cresciuto e ancora oggi siamo sempre più uniti di prima. Magari qualche volta ci appiccichiamo con qualche parola, ma le parole va e vengono. È normalissimo. Sai quante volte mi litigo con mio cugino? Quando sono più cattivo io? Quando mi trovi nel momento più... Aspetta, come mi hai detto tu, più... L'altra mattina tu mi dicesti una parola sana. Un cane. No, è una cosa... Non mi ricordo in questo... Quando mi la svegli. mattina non si può... Non si può discutere. La mattina sarebbero le 3 del pomeriggio. Ma anche le 4, le 5, non è che... Dico, quando dormo... Aspetta, dobbiamo andare a lavorare, non è che... Allora, scusatemi ragazzi, ma se io sto dormendo... Sì, ma se ci mi metto a dobbiamo fare... svegliare... Ragazzi, il mio sonno... Dico, io non dormo mai. Quando dormo però magari svegliami con più calma, con più serenità, con più più delicatezza. Ci vorrebbe, Perché ragazzi... non sono delicato quando ti svegli, onestamente. Tu sei delicato. Allora, soprattutto che metti i tuoi piedi nei miei incrociati. Non sei tu che ti butti sopra di me. Io non do confidenza a nessuno, ride. Ragazzi, perché allora io c'ho un vizio, quando dormo devo bisogno del incrociare. contatto. Ho bisogno del contatto, devo incrociare i piedi. O si butta di sopra, tipo il cagnolino. Allora ragazzi, la mia futura moglie sarà fortunata perché non gli farò mancare mai il mio calore, perché me l'abbraccio, me la coccolo mentre dorme, mi ci metto con i piedi incrociati, o devo toccare i piedi di mia moglie, io sono così, della mia futura moglie che sarà. Quindi sono un tipo molto affettuoso. A me mi aveva scambiato per un cuscino. Sera vuoi dormire con Pizzetta? Del caro rampolone ti fa stare con lui Per ora non dormiamo assieme, perché dice che è giusto troppo. Le lavanderie nella macchina e cazzo sul ranfuno che stiamo scandando. Ah, ma si svegliò pure. Senti in apnea. Pare un cane. Si svegliò, si spaventò. Che voce, mi dai delle emozioni indescrivibili. Oh, sto Grazie. buono. È dolce.
ma qua c'è tutto buono. Che bello quando sorridi. Grazie a favorire. Grazie. A favorire un Che po' come fine, a favore. Ma io non lo so. A favore. Io non ho un'altra macchina. C'è. Chi è? Vedete le persone che macchina mi sono comprato. Ragazzi, si è comprato una macchina fantastica. Bellissima. Mi leggi, mi dai un bacio e mi dai un saluto, ti dico 1000 volte grazie. Bacioni dalla Germania, Marilena. Un bacio Marilena, ti voglio bene. Un bacio a tutta la Quando ci Germania. andiamo in Germania? Mi sembra che ora, quando ci siamo in Germania? A novembre. Novembre. Ma ci dobbiamo venire poi una volta. Sì, tutto il gruppo c'è. Tutte. Per la prima volta sto facendo la Germania, abbiamo 5 eventi con il gruppo. Una bella cosa, sai. Andiamo in tour, ragazzi. Andiamo in tour, bravo. Andiamo tantissimo. Ragazzi. Pizzetta ti deve fare la foto a Mannei. A fare vero. A vero. No, finisce. Io sono qua dall'inizio del live. Sto scrivendo e nemmeno hai visto, figurati un saluto. La Mita, Beatrice. Ciao Beatrice, un bacio, scusami, ma purtroppo sono tanti i messaggi, come faccio a leggerli tutti quanti? Ciao Daniele, sei una persona dolce e favolosa. Noi viviamo con quelle tue canzoni. Un bacio da Palermo, sangue mio. Mi mancava sta parola, sì? Un mostro. Grazie, un bacio, un bacio, un bacio. Giuseppe Leone, un bacio Giuseppe. Sangue mio. Quando vieni in Germania? Presto, presto. Novembre. Saluti da Brescia. Un bacio a tutta Brescia. Un bacio ragazzi. Oh, ma la stanguria è dolcissima. Niente. Non si può spiegare. È agghiacciata. Adesso vai dolce. Oh, aspetta un secondo. Chi dici? Este cultura alta persona. Che è cinesi? Cos'è? No, francese. No. Ello mi? Come no? Ciao Daniele, sei bellissimo, grazie per le tue canzoni, mi stanno aiutando tantissimo in questo momento un po' brutto. Elisa Domma, un bacio da parte mia, ciao. Grazie Te lo chiedo per favore, Dani. Mi ha fatto male. Sto andando in mano. Non volevo essere a cagare. Già ti ha fatto l'effetto? Povero bagno Manca il tempo della- di finirlo. Ma veramente? Oh. Che chi nella stare una cagata, mamma mia. Mi associa al dolore del bagno. Madonna mia, mi associo al dolore del prossimo cliente che entrerà male. Ciao Daniele, quando torni a Viareggio, mi stavo organizzando per venirti a trovare il 25 a Lido, è stato annullato per il Covid. E lo so ragazzi, il 25 Valentina Randazzo, lo so, purtroppo è stato annullato, ma non vi preoccupate perché per Palermo ci è riservato un grande concerto. Quindi non vi preoccupate che presto vi comunicheremo la data. Lo so che non lo fai apposta, ma leggi questo commento. Potresti salutarmi, dedichi sei il mio amore. Ciao Clarissa, un bacio. Ciao Daniele, sono stupende le tue canzoni. Grazie, bellissimo tesoro. Ciao Daniele, mi fai morire da ridere con i tuoi TikTok. Lo so. Scrivere in italiano che non capisce il rumeno. È dolce come te, Dani. Grazie. Siamo come il miele, dolci come il miele. Miele, questo è il tuo sapore. Quando devi andare, quando non ci sei. Canta che mi emozioni sempre. Io scrivo ma non leggi mai. Non ti ha fatto niente di male quel ragazzo. Mi puoi salutare e ti seguo sempre, grazie. Daniele, anche a me le tue canzoni mi hanno fatto effetto. Ero e le tue canzoni mi è passato. Giuseppe Pittini. Giuseppe, bravo. Adesso che ti è passato grazie alle mie canzoni, adesso fai una bella cosa. Ti metti nella tua stanza da solo. Ti metti sotto le coperte. Testa sotto il cuscino. Ragazzi. E ti fai la bella. Mi scusa, non te la posso dire. Te la dico la prossima devi volta. Devo parlare con un carissimo amico mio. Dimmi. Con un carissimo amico mio. Amico mio. Quando eravamo piccoli, sognavamo di salire sopra l'aereo. Tu ancora sogni, io mi sono comprato l'aereo. È una macchina.
L'aereo. Una macchina volante. Se mettiamo dire, pizzetta. Ah, scusate, Come io sono in Italia ancora... solo lui ce l'ha. Io sono un po' arretrato su queste cose. Sentiamo. Quando viene a Palermo, Marcia Messina, spero presto. Amore. L'hai comprato? Cosa c'è a mezz'altro? Te l'hai pagato, proprio da guarda. Mandamino, mandamino. Pizzetta? Pizzetta sei bruttissimo. Vabbè. Quando ride grazie per quello che ci stai regalando. Grazie a voi ragazzi perché siete voi che ci regalate la possibilità di continuare le mie emozioni. Quindi sono io che devo solamente ringraziarvi oggi e per tutto il resto dei miei giorni. Siete un flash. Daniele non pensare. Sei favoloso, se vedi la mia foto profilo con te. Lo vedo. Mi manchi tantissimo, è da tanto che non vieni a Catania. Ti aspetto, Elena Anguzzone. Ciao Ilenia, non ti preoccupare, ci vediamo presto a Catania. Con un grande concerto. Un concerto forte. Grazie Laura. Qua. Ho scritto grande pizzetta. Grande di cosa? Di nome o di fatto? O di costituzione? Di nome non penso. Devo chiamare Giuseppe. A quest'ora, ma io stai scherzando che tu mi chiami a quest'ora? Chiamalo. Chiamatelo sempre. Quando vieni a Napoli, siamo in Napoli. Ti amo, il tuo sorriso è stupendo, grazie. Quando esce la canzone con Carmen Zarra, ragazzi, stiamo arrivando. Ti sposo e dai, io ti prometto che ti porto il caffè a letto tutte le mattine per il pranzo. Per il pranzo ci pensi tu. E per la cena? Compro io, tranquillo. E per la cena Troppo chi si forte. pensa? Ciao Emanuele, ti voglio bene. Perché non mi saluti? Voglio vederti dal vivo. Ti aspettiamo in un mio concerto. Sei la fine del mondo. Grazie. Ragazzi, che dire, è stato un piacere stare con voi, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Ogni tanto ci vuole. Questa sera abbiamo conosciuto Pizzetta al Borgo degli Ulivi, Bari, mentre ti aspettava fuori perché tu eri dentro a fare le foto con i tuoi fan. Cercava di capire com'è. Cercava di capire mentre noi parlavamo in dialetto. Quando verrete di nuovo a Bari, saluti, un bacio a tutta la città di Bari. Presto una grande novità per la città di Bari. Leggi? A me. Affa. Vorrei chiamarti al mio compleanno, io spero che ci sarò se io abito a Taormina. E già sei venuto pure mio. Bellissima Taormina, ragazzi. Taormina è il paese dell'amore. Città. È da dormiglione. Certo. E dei dormiglioni, perché si dorme sempre. È mai possibile che non leggi mai? Taormina è il posto dell'amore, ragazzi. A Taormina chi ci va si innamora. È mai possibile che non leggi? E poi mai un messaggio, per favore, saluti mio figlio. Tu ci sei stato mai a Taormina da solo? Sì. Questo anno ci siamo stati tutti insieme. Da solo sicuro. Sì. Ho casa là a Torino. State guardando a casa mia, non dire che è casa tua! Non ti permetto! Lui la vuole Non tutta per la per vostra. sé. Scusa, sì, pensiero. Ci faccio scusa, non ti pensare. Esci, va. Ma dov'è casa mia? Non me la ricordo più! Grande Daniele, un saluto. Grazie. Ciao Daniele, le tue canzoni sono bellissime. Una domanda, tu faresti mai un duetto con una persona sconosciuta? Ragazzi, ma io più delle volte ho sempre fatto canzoni, non tutti quanti, perché poi ho collaborato con tanti grandi artisti, però ho anche collaborato con ragazzi meno conosciuti
e sono quelli che hanno avuto sempre più successo, i brani. Quindi sì, perché no? Io sono per le nuove cose, non per le cose magari viste e riviste. Io sono uno per i nuovi progetti e mi piace far crescere tutti i ragazzi, perché tutti abbiamo bisogno di tutti quanti, abbiamo avuto tutti quanti bisogno di una mano, e se io nel mio piccolo posso dare una mano a qualsiasi ragazzo o ragazza che ne abbia di bisogno, io sono sempre a disposizione. Ne deve valere la pena, giustamente, perché poi ci sono magari ragazzi che cantano con la passione nel cuore, però magari che sono un po' meno bravi, però ci sono quei ragazzi che hanno la passione e sono anche bravi, quindi i talenti vanno scoperti, non coperti. Ragazzi, vi auguro una buona notte. Spero che sono stato di vostra compagnia, poca ma buona. Spero che Pizzetta vi ha fatto divertire. E noi ritorniamo a casa con il nostro trattore. Ok? Con il nostro trattore. Che ci siamo Un bacio a comprati tutti, vi l'aereo. amo. Scusatemi se non posso leggere tutti i messaggi, ma sono tantissimi. Un bacio a tutti e buonanotte, amori miei. Vi amo.